comando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. la tua radio. Va ora in onda Rebelot. Oh, well, everybody say. Ed eccoci, è già arrivato mercoledì 23 settembre 2020. Anche settembre sta andando via, ma guarda questo. Non abbiamo fatto in tempo ad affezionarci al nostro settembre. Sembrava ieri che cantavamo Ai Settembre con Alberto Fortis. Ed eccoci qua, già verso il suo declino, povero settembre. Ma ancora con noi, un po', una settimanina insieme, dai settembre. A tutte le unità, in conduzione il Marco Pinti. Buongiorno, buon pomeriggio. Come va, come non va? Ve lo chiedo io, se non ve lo chiede nessuno, se ve lo chiedono gli altri, rispondete a una voce, bene, anche quando va male, o male anche quando va bene. Mentre alla parte tecnica si occupa di noi come una infermiera in... come si chiama quel posto dove nascono i bambini? La neonatologia, maternità. In maniera, la nostra infermiera Roberto Colombo. A tutte le unità, la prossima ora non parliamo di politica. Sì, ve lo dico subito. Qualcuno dirà no, però se dite no, un po' mi spiace, perché c'è quest'idea che ormai la politica è diventata una roba settoriale. No, non parliamo neanche insomma, di quello che mi è comparso alle spalle, ma va bene così. La sexy infermiera Roberto Colombo ha voluto giustamente tributarsi e manifestarsi. Dicevo, la politica è diventata un po' quella roba di cui parlano i politici, no? E che poi ci sono i tifosi, sono d'accordo. Ora io non voglio menarla dicendo che tutto è politica, perché grazie a Dio siamo usciti anche da quella follia lì, che ha attraversato generazioni su generazioni, per cui il formaggino che compravi era un gesto politico, che magari sono anche cose vere, però poi uno non vive più, ecco, insomma, se deve mettere così tanta attenzione su ogni gesto, non so voi, ma la mia è limitata. Quella di oggi la vorrei concentrare, la mia e magari anche un po' della vostra, su un qualcosa che in realtà corre accanto alle nostre giornate. Alcuni se ne accorgono, alcuni gli danno molta attenzione, altri non se ne accorgono, ma non è meno importante, è un qualcosa di antico come il mondo. Stiamo parlando della musica, non è esattamente, diciamo, il tema più frequentato in Rebelot, ma come sapete Rebelot è anche un gramelot, nel senso che noi facciamo di tutto con fonemi più o meno esistenti, e oggi siamo anche contenti di avere in onda con noi un giovanissimo cantautore che si chiama Paolo Calcinotto e che dovrebbe essere già in onda con noi. Gli diamo il benvenuto. Benvenuto Paolo. Ciao a tutti. Ciao. Grazie di averci raggiunto in diretta Paolo, ed è bello oggi averti ospite proprio per due ragioni fondamentalmente. La prima è che sei giovanissimo. Quanti anni hai Paolo? Ma devo ancora compiere 21 anni, fra poco, ottobre, compio 21 anni. Pensa, cioè mi sento vecchio io che ne ho 35, non voglio immaginare chi ci sta ascoltando con qualche primavera mi sento già vecchio anch'io però, guarda che...
Non so perché, ma Ti senti già vecchio a 21? ogni anno che Ma questo è il vivo la problema vita. del cantautore, perché a 21 anni Paolo è un giovane cantautore, ma attenzione, un giovane cantautore che ha deciso di esprimersi, almeno finora, in lingua lombarda, o meglio, in quella lingua che è il lombardo che si parla, lasciami dire, da Varesotto, anzi da Varesino, non ti offendere, dalle nostre parti più o meno. Lasciami Sì, annettere, poi almeno uguale, linguisticamente siamo lì. sì, diciamo che c'è questo scontro fra le due, fra le due parti, i dialetti anche. Però più o Però no, meno è noi sempre siamo... quello. È più o meno quello, insomma, ogni tanto avete qualche termine che noi non capiamo, ma più o meno diciamo che ci siamo. È per intenderci la lingua di Davide Van der Sproos, uso questo riferimento così anche chi ci ascolta da fuori, la Lombardia... Sì, anche qualche parola un po' diversa, perché poi essendo metà diciamo Brianzolo, metà della Valcavarnia, c'è un po' questo mix di dialetto, no? Sì, Lo sto rendendo anche un po' più capibile, un certo, po' che poi più c'è questa necessità, certo, anche musicalmente bisogna amalgamarlo. Ecco, noi partiamo da questa chiacchierata con Paolo Calcinotto, a cui tra poco chiederò di presentarsi proprio, no? Di raccontare lui la sua vita, e siamo contenti di presentarvi questo artista che, dopo lo sentirete, è un artista di qualità. Ma siamo anche contenti se non lo conoscete, un po' perché facciamo il nostro lavoro, cioè far conoscere chi sta emergendo. È un qualcosa che in questi anni in questa emittente, penso a Sammy Varin, ha fatto e continua a fare praticamente tutti i giorni. Oggi diciamo gli rubo un po' il mestiere, ma d'accordo con il diretto interessato. Ma siamo anche contenti di sentirti, Paolo, perché entriamo dentro una dimensione che è sempre più difficile da esplorare, che è quella del cantautorato territoriale, mi viene da chiamarlo così. C'è una tradizione lombarda di cui tu fai parte, ma chi ci ascolta dalla Calabria, dalla Campania, dal sud Italia sicuramente ha già capito quello di cui stiamo parlando, ossia di musica che riesce ad agganciarsi ancora anche alle radici linguistiche dei territori, ed è in qualche modo, insomma, la zattera di salvataggio per i dialetti che stanno sostanzialmente scomparendo in buona parte Certo. della penisola. Anche di questo parleremo, però prima, Paolo, io do proprio la parola a te per presentarti al nostro pubblico. Come ti devono immaginare quelli che ci ascoltano solo per radio, chi invece ci vuole vedere in radiovisione, ora anche la foto in bella mostra. Anche la foto. No, sono un ragazzo diverso, sono un ragazzo un maledetto curioso, mi definisco, perché voglio scoprire, voglio andare alla ricerca di storie, voglio capire le persone e sono anche un fanciullo musico. Quando ho imparato a scuola questa citazione, chiamiamola, di Pascoli, che in pratica dice che tutti noi siamo un fanciullo musico, dentro di noi c'è un fanciullo musico, però non tutti riescono, chi ce l'ha un po' di meno, un po' di più, e vedo le cose che ormai non si vedono più. E in una canzone, che se dopo la mettiamo, dico, vediamo tutto quello che ormai non riusciamo più a vedere, un fiore, la semplicità della natura, non vediamo più quelle semplici cose che comunque ci possono far ribaltare una giornata e anche la vita stessa. Ecco, com'è Quindi vedo le nata? cose in maniera diversa. E com'è nata questo passaggio? Cioè, da una sensibilità. Non lo so, sono sempre stato così, sono sempre stato strano e non al livello degli altri, al passo degli altri, anche al passo della tecnologia al giorno d'oggi. Sono sempre un passo indietro, forse perché mi soffermo nel guardare le cose, nel capirle, non nell'andare di fretta e non cogliere il significato delle cose. E quindi insomma uno sguardo che è necessariamente più attento. Mi viene quasi da pensare uno sguardo artigiano sul mondo, perché poi non ti limiti a guardarlo, da qualche anno ti prendi anche l'onere, e non è facile, di trasformarlo in qualcosa che prima è uno spartito con delle parole e poi diventa addirittura una canzone, una musica, qualcosa che ci entra in testa. Sì, le canzoni nascono in maniera strana perché fermentano dentro di te le parole.
Quindi io quando arrivo, non so gli altri come facciano, ma fermentano dentro di me. E quando io devo scriverle, devo metterle in musica, io non mi accorgo quello che sto dicendo. Quindi è molto strano per me. È come se arrivasse da un punto, diciamo, fuori di te. Sì, è dentro, però li prendi da fuori queste cose. Cioè, le sensazioni, i sentimenti, vado al di là della ragione, no? Quindi vedo le cose raccolgo e prendo e metto dentro e poi fermentano. E così nascono. È molto strano, così nascono. E così nascono. Poi giustamente adesso potevi scrivere una canzone che parla di una storia, devi mettere le rime, vuoi farla in un modo, ma anche lì nasce la stessa cosa. C'è bisogno di tempo, magari passi 3-4 mesi senza scrivere nulla di significativo. Di significativo, e poi intanto però in quei mesi lì c'è un processo di fermentazione dentro te stesso. Ecco, noi partiremo dalla tua canzone più famosa, che ha un titolo che insomma i lombardi lo capiranno, ma secondo me suonerà orecchiabile, forse un po' esotico, sciamanico quasi per i non lombardi, perché il titolo è Fanaiman, che in lombardo vuol dire fai andare le mani e più in generale lavorare. Però io penso che anche che ci sta ascoltando questo ascoltatore da Rocella Ionica che sto immaginando, Fanaiman sembra una landa del Signore degli Anelli, una formula magica di qualche druido. Beh, molti molti potrebbero anche non capire, ma è un significato che qui da noi è attualissimo, cioè le persone te lo dicono in continuazione, no? Cioè un Fanaiman, fai qualcosa su, perché comunque qui le persone hanno questa cosa in testa, lavorare. E qui è nata anche questa canzone, che era da tantissimo tempo che volevo scrivere una canzone sui lavoratori, dedicarla appunto ai lavoratori. Poi 2 anni fa, insieme a Corrad il Brianzolo, uno youtuber che parla proprio della vita del Brianzolo, gli ho detto, guarda, voglio fare questa canzone, ma non è che c'è qualche spunto, perché te vedo che fai video, che parli sempre di lavoratori, sei sempre a fianco dei lavoratori, vai a intervistarli. Ho detto, cavolo, però fare un ritornello, Fanaiman. E da lì alla sera è nata questa canzone subito. È nata di colpo Fanaiman? Sì, 2 anni fa è nata di colpo una sera. Ecco, è nata così, con tutte le sue parole, tra poco le andremo a sentire. Io credo che abbia un grande merito questa canzone. Il tentativo, non facile, di raccontare un po' quell'epica del lavoro che poi fa parte dell'identità, a volte anche della parodia che facciamo di noi stessi, noi lombardi, no? Gente che ha sempre da fare, che la domenica non guarda, insomma, non sta sul divano, ma va a fare quelle robe strane che magari in altre regioni sono meno usuali, tipo che andare a camminare in montagna, per citare la tua canzone. Ma nella tua canzone tu parli di uno che la domenica è andato a camminare in montagna, però mi viene in mente tutti quelli che fanno giardinaggio. Se girate per una domenica di primavera-autunno per una qualsiasi landa delle Prealpi, è la festa del bricolage, perché sono tutti o sui balconi o chi è possessore di un micro giardino, sono tutti a tagliare la siepe. Beh, ma voglio dire una cosa, questa canzone è dedicata a tutti e ognuno col suo modo di far andare le mani. C'è quello che fa andare le mani, come hai detto te, in giardinaggio e tanti altri modi. Quindi ecco, dal nord al sud, al centro è dedicata a tutti, perché è qualcosa che comunque prende a cuore tutti. Certo, il fare, no? Una canzone del popolo dedicata alle persone comuni, normali. E non è facile, però. Chi non farà niente qualcosa farà. Certo, questa segnatevela, chi non farà niente qualcosa farà, nei momenti di sconforto può venire buona. Però Paolo, io ti riporto invece proprio sulla Lombardia, perché senza nulla togliere agli altri, la canzone napoletana ha sterminate praterie di grandi compositori, ha una grande cultura, una grande sottocultura che ad esempio è la musica neomelodica. Lo stesso accade per la canzone sarda, che ha una fortissima radicamento, la canzone siciliana. Insomma, il meridione d'Italia, la sua identità, è abituato a cantarlo da tanto tempo. Il settentrione ha sempre avuto qualche problema in più a raccontarsi.
tu lo senti questo deserto in cui sostanzialmente tu canti, perché non c'è un filone, una tradizione, una filiera che accoglie questo genere di spunti che invece ultimamente stanno tornando a farsi sentire. Ma guarda, io stimo molto i napoletani, e anche del Sud Italia, perché loro hanno le tradizioni, rimangono vive le loro tradizioni, non le perdono, cioè si tramandano, e questa cosa è da stimare. Mentre noi qui sì, ci sono paesini che le solite tradizioni, qualcuno parla qualche giorno in dialetto, qualcuno lo fa, però anche questa cosa non so perché sia legata, non ho mai capito, sinceramente, perché non riusciamo a farci sentire altrove, no? Certo. Però penso che il tempo faccia anche questo, col tempo si possa benissimo, però anche il napoletano è una lingua che comunque cos'è dentro nell'UNESCO, è patrimonio dell'UNESCO se non sbaglio. Sì. È una lingua che dobbiamo tenere vive le nostre tradizioni, forse è anche per quello che noi non le manteniamo, non le teniamo vive. Se le teniamo vive sono pochi quelli che le teniamo vive. E qui siamo entrati in un punto che generalmente è comune a tutti gli artisti, perché Però è una bella domanda, è molto difficile. Ti ringrazio Paolo, ma io guarda, penso di avere una traccia poi per capire dove nasce anche questa tua canzone, non solo la tua. C'è anche, forse più o meno visibile, uno scontento di quanto c'è, nel senso che prima di scrivere una canzone forse tu hai cercato qualcuno che l'avesse scritta prima di te, immagino. In che senso? Non lo so, prima di metterti lì a scrivere Fanayman hai cercato della musica di altri che avessero già cantato quello che tu volevi cantare e non c'era. Ah beh sì, giusto. Sì, io da bambino ero affascinato da questa lingua, il dialetto. Il problema è che, cavoli, vedevo che andavi a scuola era vista un po' come qualcosa che tu non potevi fare, perché dopo ti chiamano montanaro, sei uno di campagna, quindi sei uno un po' rozzo, no? Ero definito un po' così, e io volevo che questa cosa cambiasse, e allora mi ricordo erano le elementari e era un periodo dove ascoltavo Laura Pausini. Bravo, hai fatto un bel outing. Io non avrei questo coraggio, Paolo. Davvero, questo momento hai tutta la mia stima. Io non riuscirei. Io una volta ho comprato un CD di Anna Tatangelo. Uff. No, beh, ma era un periodo, sei bambino. Sì, anch'io ero ragazzino, ma adesso mi sento pari con te. Non riuscivo a tenerti da solo con questo outing. E allora trasformai una canzone appunto di Laura Pausini con delle parole in dialetto, adesso non mi ricordo, però non era una cosa professionale, giustamente. Certo. Però ho inserito queste parole. Da lì a pochi mesi mi ricordo che mio fratello stava ascoltando della musica un po' che mi ha colpito, lui era in camera e sento questo ragazzo, perché alla fine era giovane, Davide Van der Fros. Era ancora il disco dei The Fros, mi sembra, che adesso sono tornati insieme e ripubblicano l'album. E da lì ho capito, cavoli, però questo qui fa cose che vorrei dire anch'io. Cioè, ci ho pensato e ho detto, cavoli, non sono l'unico allora che vuole parlare in dialetto e che vuole scrivere in dialetto, c'è già qualcuno. E da lì, giustamente mi ha aperto un mondo, perché poi col passare del tempo ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a frequentarci per quel poco che potevamo farlo, no? Certo. E siamo diventati amici, lui è diventato un mio grande maestro e mi ha insegnato molto. E questa però sì, vai, prego Paolo. Non vuole, con questo non voglio dire che io devo diventare come lui o che io voglio diventare come lui e che quello che ho fatto fino adesso è una copia di quello che no, che certo che no, però no, però
c'è sempre quella cosa, e dicono la voce e questo e quell'altro. Ragazzi, io... Perché ti io dicono sono un così. po' che assomigli a Van der Spross, Sì, vabbè, ma questo è logico, ma è anche perché uno che inevitabile, canta in cioè se... dialetto, sì, beh, è anche evitabile, però No, ma ti dico, tutti non è i bello anche da cantautori sentire. all'inizio, soprattutto all'inizio, prima di trovare una loro personalità, ma vale per tutti gli artisti, all'inizio Sì, assomigliano certo, sempre ai loro maestri, in qualche modo, e viva Dio, vuol dire che ti inserisci in una tradizione. Beh, come Vasco Rossi e Rino Gaetano Eh, diceva, ora senti questo che è il mio socio, però ognuno dice la sua. O De André, il primo Basta De essere André sicuri con di quello che si fa. Brassens, il primo De Sì, André Brassens semplicemente cambia la lingua, uno in francese e l'altro tradotto in italiano, però il tentativo di ma assomigliare è normale. possiamo essere uguali magari sull'aspetto del dialetto, perché giustamente è quello, non è che io posso inventarmelo. Però su altri concetti Ma anche sì, di scrittura infatti, siamo molto differenti. secondo me Molto, molto. le esploreremo queste differenze. Ora noi faremo una breve pausa, ma dico subito al pubblico di non andare via in questa pausa, perché appena termina noi manderemo proprio Fanaiman, quindi rientreremo in onda con Paolo Calcinotto con Fanaiman, la commenteremo e poi parleremo di un'altra sua canzone e di come funziona la musica italiana in questo periodo. Faremo una riflessione insieme. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Sto partendo per il viaggio che tanto ci siamo immaginati. Annoterò tutto sul blog, così saprai sempre dove trovarmi. Jasmine Trinca, Clive Owen. Mi chiamo Benno. Qual è il tuo segreto? Ne ho troppi. Guida romantica a posti perduti. Dal 24 settembre al cinema. Parti, bello! Non sai mai chi puoi incontrare nel traffico. Sai cos'è un clacson di cortesia? Che cosa vuole? E potrebbe capitare anche a te. Voglio che lei impari a chiedere scusa. Il premio Oscar Russell Crowe. E vedrà che imparerà con la violenza e il castigo. Il giorno sbagliato. Dal 24 settembre al cinema. Imparare le servirà. Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? È un eroe. Una coraggiosa lettera d'amore di un figlio a un padre. Perché non me lo dici? Che cosa? Che hai paura? Vincitore al Festival di Venezia. Pierfrancesco Favino in Padre Nostro. Dal 24 settembre al cinema. Ogni donna sogna il principe azzurro. Lì sono poligoni. Poligami. E qui sono buttanieri. Possibilmente single. Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minazzoni, Caterina Guzzanti, Loretta Goggi ti aspettano al cinema per una nuova commedia romantica tutta al femminile. Burraco fatale. Al cinema.
E questa è Fanaiman con Paolo Calcinotto, è qui con noi. Io vi consiglio di andare anche da soli su YouTube a vedervi il video, perché io lo trovo bellissimo. È autoprodotto, immagino, perché è tutto è il tuo garage davvero? In cantina, sì. È la tua cantina, ma non avevo dubbi. È stato autoprodotto con una GoPro. Non ti dico le ore, anzi le settimane che ci ho messo per farlo. Una settimana. Ma comunque, sì. Però il risultato sì, finale... sono un atto... No, ma è Cosa? bellissimo, il risultato finale è bellissimo, perché veramente sei un po' fuori di testa, però insomma, è anche un po' disturbante. C'erano le motoseghe, Esatto. strumenti, tutto quello che c'era sotto mano ho preso, ballavo e mi divertivo. sì, un uomo in cantina in mezzo agli attrezzi, che è in effetti una delle rappresentazioni tipiche di per carità, diciamolo, di tutta Italia, ma che in una parte d'Italia, quella alpina, prealpina, quella della montagna, anche l'Appennino ovviamente c'è dentro in modo diverso, è un'Italia che non viene raccontata dalla musica, quella roba qua. Eppure occupa una gran parte della nostra dorsale, sia appenninica che alpina, cioè la gente che ha queste cantine piene di attrezzi e che anche solo per la lontananza dal primo centro un po' più grande si deve un po' arrangiare a sistemare tutto con le sue mani, e un po' il piacere di farlo. È un mondo che non è raccontato. Secondo te perché, Paolo? Beh, ma guarda, qui da noi è come vivere nel Far West, in senso buono però, no? Beh, cioè, delle avventure estreme che puoi fare in queste zone, e poi personaggi anche che abitano queste zone, quindi si può raccontare di tutto e di più. Ecco, come vivere nel Far West, tu chi tifi? Sì, è un Far West. Tu ti senti un cowboy, un pioniere, un indiano? No, mi sento tutti e tre. Un giorno sono uno, un giorno sono l'altro, e così via. Sì, qua ti puoi divertire in tutti i modi, anche ascoltando soltanto delle semplici storie. C'è molta cultura. Io sono un ricercatore di queste storie e nessuno lo fa perché forse non sono i temi attuali. Ora si parla d'amore, si parla di fare serata e di sciabolare con le spade. E si parla di questo al giorno d'oggi. Ecco, ma si parla di argomenti che i giovani possono capire comunque. Ma sì, ma che poi ti dico, non c'è niente di male, anzi io credo che Baby K sia una delle più grandi poetesse di questo secolo. Detto ciò, non può essere soltanto questo, perché se noi guardiamo l'ultima estate che è passata, tutte le canzoni italiane, anche le più ballabili che ci sono rimaste in testa, però hanno tutte lo stesso scenario, sembrano tutte la stessa canzone. C'è sempre questa spiaggia con della gente che ha voglia di ballare e giustamente di divertirsi, di fare l'amore, ma sembra che il mondo più o meno finisca lì, in una specie di spot pubblicitario, mentre la musica dovrebbe raccontare la vita. Sì, raccontano la vita ferma in quel momento, nella loro immaginazione, lo faranno loro, saranno le loro esperienze e quindi scriveranno di questo, giustamente. Sì, ma infatti non ce l'abbiamo con loro, dico che però tutte le canzoni che passano in radio sono quelle. Sì, si vede che piacciono questi tipi di parole, di frasi, di esperienze. Poi va anche detto che sono cose nuove, le cose nuove fanno sempre paura, quindi se io mi metto a scrivere una canzone su un uomo, un pioniero con la barba lunga, con i stivali, un po', e racconto la sua storia, non peraltro in dialetto ma anche in italiano, questa canzone giustamente non è che può tirare, secondo me, perché è una cosa nuova, qualcosa che magari è già stata fatta, sì, ci sono tantissimi, cioè guarda De André, guarda Vecchioni, tantissime canzoni che ha scritto, però adesso siamo in un'altra epoca e è molto difficile. Ecco, la canzone che adesso ci fai sentire in anteprima, che si chiama La via di Stel, immagino una canzone che tratta di una storia, perché il titolo insomma non potrebbe essere più affascinante. È una storia un po' sottointesa, nel senso che è stata bellissima quella serata lì. Adesso ti spiego molto velocemente. Eravamo io e 3 miei amici a casa mia
abbiamo bevuto quello che si poteva, un po' di vino, un po' di birra, quello che c'era a disposizione. E mi ha colpito il fatto che questi due miei amici quella sera abbiano capito tante cose riguardanti anche all'universo. Continuavamo a fare domande: perché siamo qua, perché c'è l'universo, perché c'è la luna, perché c'è questo, perché c'è quell'altro, e allora ho scritto questa canzone che parla di cose che vedevo quella sera, di emozioni, di sentimenti, di tutto un insieme di fattori che portano anche alla scoperta e alle domande: perché, per come, perché siamo qua. Vorrei viaggiare in mezzo alle stelle, toccare le stelle con le mani, volare, aprire una porta che mi porta in un altro mondo. È una canzone strana che parla di questo. E io allora direi che a questo punto la sentiamo subito, Paolo, e poi continuiamo la nostra chiacchierata, perché dopo questa presentazione giustamente gli ascoltatori reclamano di sentirla. Noi la sentiamo un po' in anteprima, perché mi hai detto che non è ancora pronta per uscire, giusto? No, non è ancora pronta per uscire, ma ve la regaliamo per queste giornate. Grazie Paolo, insomma questa ecografia quasi definitiva, diciamo, della Via di Stelle. E questa è la Via di Stella di Paolo Calcinotto. Ci hai raccontato com'è nata l'idea, com'è nata questa canzone, quanto ci hai messo a scriverla, come funziona il momento... Questa, ti dico la verità, sono andati via i miei amici, ero lì con la mia bottiglia, vabbè, era finita. Non può testimoniare, insomma.
ero lì sul tavolo e niente, ho scritto, brevissimo tempo, non vorrei dire una cavolata, ma 15 minuti poi. È venuta pronta. E infatti io mi ricordo che l'avevo data al mio professore, che è venuto a mancare poco tempo fa, una settimana fa, e gliel'avevo data a lui. Lui mi ha detto: ma Paolo, ma scrivi in metrica? Io ho detto: l'ho scritta così di getto, professore, però a me sembrerebbe che suoni. Mi fa: no, non è in metrica. Allora sono arrivato al punto di registrarla, questa qua l'ho già registrata 2 anni fa, e non è perfettamente in metrica, però dà il suo significato, ecco, e dà la sua sensibilità. Certo, no, infatti è una canzone anche, io penso, da risentire, perché ogni verso portava in un luogo diverso, e quindi forse sono quelle canzoni che hanno bisogno di un po' più di tempo, no, rispetto ai tormentoni di cui parlavamo prima, ma è il loro bello. Sono le canzoni più vere queste, perché sono le canzoni che esprimono veramente la verità. Ecco, qui mi sono sentito il fanciullo musico, perché qui ho visto e ho scritto cose che all'apparenza non vedi. Ecco, mentre in Fanaiman qual è la differenza? Che hai detto, qui mi sono sentito il fanciullo musico, in Fanaiman un po' meno, avevi forse più... è nato in modo più goliardico. Sì, Fanaiman racconta una storia, ho cercato di raccontare un personaggio che si alza la mattina e che va a casa la sera con la voglia ancora di tornare al lavoro una volta tornato a casa. Cioè, sì, sono 2 concetti diversi. Certo, questa seconda è molto più sono invece tua. Sentimentali, dove ti guardi dentro a volte, ma a volte guardi all'esterno, come in questo caso la Lily Stell, e a volte guardi le persone e cerchi di scrivere storie. Ecco, mentre lo scenario che abbiamo sentito, anche chi magari non mastica il dialetto lombardo, avrà sicuramente apprezzato e intuito come la lingua lombarda ti permette, Paolo, correggimi se sbaglio, cose che non puoi dire in italiano. Esatto, e di utilizzare anche come suoni, come rime, quella facilità che ha l'inglese, perché ci sono moltissime parole tronche. Giusto, come la frase, che appunto, che mi ricollego al fanciullo musico, vedo tutto quello che vedo un più. In italiano non ha questo gran significato, perché dice vediamo tutto quello che non vediamo più. Cioè hanno 2 suoni diversi, vibra in modo diverso, no? 2 significati anche diversi, perché vediamo tutto quello che non vediamo più, ok, però cos'è che... Mentre il dialetto ti dà proprio... ti porta subito il significato, proprio schietto. Cioè, perde qualcosa della pulizia, ma la guadagna nella sostanza. La guadagna molto. È anche per questo che sono molto colpito da questa lingua, sono rimasto colpito da bambino, perché ho detto, puoi dire cose che in italiano non puoi dire, cavoli. Ecco, però mentre l'italiano è fondamentale. Certo, beh, ma ovvio. Mentre per quanto riguarda le tue canzoni che fermentano, adesso io non ti posso chiedere di farci vedere cosa sta fermentando, perché immagino che sia un segreto che giustamente custodisci in modo geloso, e quindi ti chiedo in realtà a chi guardi per rubare, diciamo, gli attrezzi del mestiere. Ti capita, che ne so, di guardare cantautori del presente, del passato, italiani, non italiani, per dire, ah, guarda Johnny Cash cosa fa qui, c'ha che glielo rubo e mi verrà buono? Ti dico la verità, ho guardato poco, perché ho sempre voluto fare del mio. Certo, come suono la chitarra è molto mainstream, folk, molto naif, quindi molto ruvida, no? Però adesso sto cercando di cambiare un po', essere un pelino modernino, chiamiamolo così. Ma guardo molto anche band moderne americane o band moderne irlandesi a volte. Adesso sono vado fuori di testa per i Blackberry Smoke, che è una band americana. Sono famosissimi, però ti danno quello che altre persone non riescono a darti. Poi giustamente c'è Bob Dylan, c'è Vecchioni, con le storie di Vecchioni che vado fuori matto. Ecco, quindi insomma da lì vai a rubare non il cosa ma il come, questo è il tema. Ma non riesci neanche a rubare, ti dico la verità,
perché non riesci, è qualcosa che cioè, io non riesco. Magari sì, ti capita di ascoltare una canzone e fai magari lo stesso giro di note inconsapevolmente e ci metti dentro magari la stessa vocalità in alcune parti, però e non te ne accorgi. Certo. Era successo, mi sembra, come Bob Dylan, il mio cantante preferito, e erano, adesso non so se lo sai anche te, però ai tempi dicevano che lui copiava da altri, e lui diceva: ragazzi, se io involontariamente ho scritto questa cosa è perché questa cosa era talmente bella che dovevo farla. Una cosa del genere, mi sembra. Alla fine le note poi sono 7, insomma. Lo fai inconsapevolmente. Beh, c'è chi lo faceva consapevolmente. Prima hai citato Fabrizio De André, che non è che copiasse, però andava a saccheggiare di tutto, dalla letteratura alla poesia, alle produzioni di colleghi, poi le rimescolava in maniera talmente originale che veniva fuori un'altra cosa, e quindi non è più copiare. Però insomma c'era sicuramente un grande lavoro di setaccio. Volevo sapere se questo faceva parte degli strumenti del mestiere, ma mi sembra di capire che invece per il momento, insomma, la tua poesia, il tuo modo di fare cantautorato sia molto bello, anche perché molto immediato. Cioè 2 canzoni che hai scritto le hai scritte in un quarto d'ora. No, quella lì, quella canzone La via di Stel, perché sì, è stata una cosa proprio veloce. Avevo le cose davanti a me. Sì, erano lì ed erano da acchiappare. Io non vado a copiare da nessuno, io copio da quello che ho davanti. Quindi se io sono in una camera buia, ti descrivo le emozioni che provo in questo momento. Se sono all'aperto ti descrivo, se devo raccontare una storia vado alla ricerca di storie, quindi io rubo quello che mi dà il mondo esterno, non persone che l'hanno già fatto. Certo, qualcuno può dire canti in dialetto, stai comunque facendo qualcosa che stanno già facendo e hanno già fatto. Ma attenzione, quella è una tradizione, diverso. È come dire... Sì, ma neanche... Sì, è una tradizione, una lingua che vuole essere portata avanti e non vuole finire in un baratro, in un barattolo. Cioè, per chi canta in dialetto, assomigliare a qualcun altro è quasi dovere, proprio perché entra in una tradizione in cui sei un anello di una catena. Ci auguriamo tra 40 anni ci sarà una persona che dirà: il mio maestro è stato Paolo Calcinotto e io da vecchietto lo sentirò su RPL. È così che deve essere, perché alla fine, perché dopo, attenzione che queste cose alla fine, noi italiani nel sangue, nelle vene abbiamo cultura, siamo fatti di cultura. In che altra parte del mondo c'è così tanta cultura come qui da noi? Piano piano la stiamo smantellando, perché andando avanti col tempo noi andiamo a prendere quello che ci arriva da altre parti del mondo, piuttosto che dare e dire: guardate, questa qui è la nostra cultura, ascoltatela. Si sta perdendo un po' questa cosa. Sì, questo è uno dei grandi paradossi, no? Per cui prima... No, è un po' come dire un uomo ricco un giorno si alza e butta via delle pietre, degli oggetti che per lui non hanno valore. Ecco, queste cose sono le tradizioni. Facciamo la metafora. Un giorno arriva una persona, raccoglie queste cose e diventa più ricco, vendendole diventa più ricco di quella persona che le ha buttate via. Ecco, può andare è una metafora un po' strana, però... piacevano a Gesù, sarebbe piaciuta tantissimo a Gesù questa metafora. Però attenzione, perché queste cose possono far piacere ad altre persone. Se noi non le vogliamo queste tradizioni, ci sono persone pronte adesso magari in altre parti del mondo e dicono: guarda che bella tradizione. Che hanno, certo. Perché quella è una poi cosa strana che non può, ok, però anche se c'è un po', no? Mi sembra nella tua musica si incontrano però anche delle contaminazioni, perché c'è una differenza abissale tra il cantautorato lombardo tradizionale, che ne so, Svampa, che prendeva a modello la Francia, tu chiaramente prendi a modello il folk americano. Sì, perché il Far West, l'hai detto anche prima, no? Io alla fine, se io devo guardare un film, ti guardo solo ed esclusivamente Far West, vado fuori matto. Però è anche vero che adesso sto cercando di dare un mio stile, quindi andare oltre quello che sto facendo adesso e dare nuove sonorità.
E quindi chissà che cosa sentiremo nelle prossime canzoni. Giustamente ci sono contaminazioni, certo. Perché però alla fine non sono neanche tanto contaminazioni, perché io la prima volta che ho preso la chitarra l'ho strimpellata, e quando lo strimpelli così in modo naif ti viene naturale. Poi ci possono essere contaminazioni nel modo in cui si arrangia, che quello si vede dopo. Certo. A volte lo vede l'artista, a volte no, però è qualcosa che c'ha già dentro, quindi è nato tutto così. Paolo, siamo alla fine di questa chiacchierata, ma sarà la prima ma non l'ultima. So che Sammy ti prenoterà per uno spazio anche nella sua trasmissione, e volevo chiederti come ultima domanda, abbiamo proprio 2 minuti, Certo. come funziona il rapporto col pubblico? Il tuo rapporto col tuo pubblico da quando recentemente hai iniziato questa avventura? Ma guarda, non c'è così tanto apprendi, come si dice, no? Come gli inglesi, un po' di contaminazione. Qualcuno sì, ti dice bravo, fai delle belle cose, ma non sto avendo questo gran afflusso, diciamo, di pubblico, però sì, sono tanti che mi seguono e che piace quello che faccio. Sì, forse ascolto tutti, molti mi scrivono, io do retta a tutti, e anche quando mi vedono io parlo con tutti. Quella semplicità, certo. Certo. Che per cui non sono pubblico, diciamo, sono persone che incontri. Ma sì, certo, poi ci sono persone che mi chiedono, c'è stata una persona, Alessandro, ti saluto, che magari conoscete anche voi, ragazzo disabile, che mi ha scritto, mi ha chiamato un giorno e mi ha colpito la sua storia, e sono anche molto sensibile su questo punto di vista. Certo, perché poi tu dai in mano, certo, dai in mano a loro poi dei pezzi di cuore, no? Perché quello che racconti tu poi sono le tue emozioni, no? Travestite quanto vuoi, molto. Però. Sì, no, sto notando molto in questo periodo che quando scrivi qualcosa sui social o fai una storia ti rispondono e ti dicono grazie di cuore, grazie perché hai detto questo, sì, tanti si fanno sentire. E quindi tra false licenze, vecchiette che urlano e saluti dai WhatsApp che ci stanno mandando i nostri amici, un saluto a Manzoni, a Claudio che dice d'accordissimo salvaguardare le lingue locali, ad Alessandro Villa da Molteno, da Lecco, che dice che sei un grande, lui, è lui. Il ragazzo che ti parlavo. E poi anche un altro amico che non si firma, Lorenzoni 199, insomma un po' di WhatsApp che si aggiungeranno a coloro che ti seguono. Paolo, per avere notizie di te, tu immagino hai un profilo Facebook? Certo, basta che scrivete Paolo Calcinotto, Instagram, Facebook, e poi YouTube. Non c'è problema, lo trovate. Vi consiglio di andarvelo a vedere, Fanaiman, su YouTube, perché il video è meraviglioso. E Paolo, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Grazie. E ci risentiamo presto sulle nostre frequenze. Grazie, ciao a tutti, ciao. Grazie mille a Paolo Calcinotto. Noi ora stiamo per fare la nostra breve pausa, una breve pausa in cui ognuno potrà gridare quello che vuole. Se siete magari durante un trasloco, magari state sfollando da una zona all'altra e ve ne state con la sedia sopra una macchina e volete gridare traditori a qualcuno, lo potete fare, e qualcun altro sarà liberissimo, insomma, di trovare interessante quello che state facendo e rimodellarlo come meglio crede. Dopo la pausa, la canzone che ha permesso tutto ciò, perché poi bisognerà ridar pure a chi di dovere quel che gli si deve. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Wow, vai veloce tu. Chi ha parlato? Sono la Digital Radio. Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto.
capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
Sì, perché bisogna ridare quello che c'è da ridare. Era il 1984 e Fabrizio De André, che era già un grande cantautore italiano, di quelli insomma dell'Olimpo della canzone italiana, nel 1984 decide di pubblicare un album in genovese, ma nemmeno nel genovese che si parla nei Caruggi di Genova, no, nel genovese antico, che secondo le sue ricerche dovrebbe essere più o meno quello che si parlava nel 1500. E nel 1984 lui pubblica quest'album, frutto di una grandissima ricerca con Mauro Pagani, tutte canzoni in questa lingua che avete sentito meravigliosa, insomma, che è riuscita a rubare il suono del mare, dici niente. Ecco, e grazie probabilmente a Creusa de Mar nel 1984 poi, dietro l'ondata di Creusa de Mar, sono riusciti a emergere anche tantissimi altri cantautori locali che hanno utilizzato la lingua locale, uno su tutti Davide Van der Spross, e poi ovviamente questa, e poi facciamo il filo diretto, dai, non posso non metterla, siamo pur sempre una trasmissione di vette e di abissi, visto che sono giorni in cui si parla del Veneto, anche loro, che come sapete, ma qui dico la mia opinione personale, finora mi sembra di dirvi cose diciamo dati di fatto, invece ora entra il mio cuore in diretta, loro che sono, io credo, la trasposizione in musica del bene assoluto, ebbene anche loro sono debitori di quell'album del 1994 e niente, li sentiamo e poi iniziamo il filo diretto politico, 20 minuti di filo diretto politico più o meno li facciamo anche oggi, ma un po' di questa la dobbiamo sentire, perché questa è una trasmissione di vette, Creusa de Mar, ma anche di abissi, e noi li frequentiamo volentieri. Un minuto e 45 e basta per togliere ogni nuvola dai vostri pensieri. È l'effetto analgesico di questa band che personalmente ho avuto la sciagura, perché poi diventa una sciagura vostra, di riscoprire quest'estate a partire dal loro capolavoro assoluto di cui vi ho già parlato, perché è stata un'eruzione, non potevo non parlarvene. Ovviamente sto parlando di Papa Nero, canzone che tornerà a farsi sentire prima o poi, ma anche Nemo vede i Pink Floyd non era male, non è male, e anche loro sono dentro quel grande filone della musica che parte dai territori, un filone che noi nel nostro piccolo da sempre in questa emittente abbiamo cercato di raccontare, anche con i vanti che si possono portare, non su di me, non c'ero ancora, ero tra voi ascoltatori ai tempi, quando le prime canzoni di Davide Van der Spross passavano proprio da questi microfoni. Questi microfoni che pur tuttavia sono materiale adibito al servizio della patria, come sapete, quindi sono braccia meccaniche ma rubate all'agricoltura e anche ai pittura fresca per parlare di politica. Lo facciamo tutti i giorni, anche quando come oggi ci prendiamo una pausa, ma una pausa che
Ora noi andiamo a chiudere e a prendere le vostre telefonate, se lo volete, ancora sul dopovoto sostanzialmente, perché siamo arrivati a mercoledì. Il computo delle liste è stato fatto. Abbiamo sentito anche vari ragionamenti, vari corollari, le fibrillazioni, abbiamo visto anche i risultati di alcuni comuni che poi andranno al ballottaggio, quindi sono ancora abbastanza provvisori, ma questa non può che essere la settimana in cui ovviamente questi microfoni, scherzi a parte, che sono sempre stati a disposizione del dibattito del pubblico di RPL, di Radio Padania, che vorrà intervenire, lo potrete fare anche a partire da ora. Allo 02 66 20 35 29 sono 16 minuti, 15 minuti tutti di microfono aperto a vostra disposizione. Insomma, non è, diciamo, il recovery plan del filo diretto, non è un filo diretto, diciamo, megalo filo diretto, megalodinamico, ma è un filo diretto comunque che sta lì, quando serve accende i fiori come fossero candele, allo 02 66 20 35 29, e in questo caso ovviamente sono le vostre voci a fare la differenza. Intanto salutiamo le varie genti che ci sono, abbiamo Lorenzoni 199 che ci ha già scritto, e poi tra gli ultimi Sandro da Cologno che dice: a Cologno Monzese Lega primo partito, Rocchi sindaco al primo turno. E anche queste, insomma, le Cologno Monzese d'Italia che fanno la differenza. Poi fai bene a ricordarcelo, Sandro, perché bisogna anche dire che questa tornata elettorale è stata molto polarizzata sul tema delle regionali, meno su quello delle comunali. Forse è stato una polarizzazione, diciamo, ovvia, necessaria, perché al voto andava una vera e propria spina dorsale d'Italia, dalla Liguria al Veneto, alla Toscana, le Marche, la Puglia, la Campania, la Val d'Aosta, dove la Lega peraltro è il primo partito, ma questo non vuol dire, per via del loro sistema elettorale, che poi esprimerà il presidente. Si apre tutta una partita valdostana dentro lì. Comunque era una campagna elettorale che ha visto ovviamente le regioni in primissimo piano. Ora si incomincia a parlare anche di comuni e ci sono state delle vittorie importanti, ad esempio quella di Venezia, penso anche al ballottaggio di Lecco e a Cologno Monzese. Insomma, ce ne sono tanti di comuni che magari sono meno noti alle cronache, però hanno a che fare con questa tornata elettorale. E quindi anche su questo, se volete, potete dire la vostra allo 02 66 20 35 29. Intanto salutiamo l'Anonymous, e dice: adesso il genovese è vetta e i veneziani sono abissi, sei più razzista di Oliviero Toscani. No, Anonymous, calma, non è il genovese vetta e il veneziano abissi, mi sono permesso, dimostrando anche tutto il mio amore per i pittura fresca, che non può che essere sincero, però di avere quel minimo di pudore nell'accostarlo a Crosa de Ma. Ecco, è come se vi facessi vedere, che ne so, la primavera del Botticelli e poi un quadro che ho fatto io ubriaco e che trovo molto bello. Può essere molto bello anche il mio quadro, però la primavera del Botticelli è la primavera del Botticelli, tutto ciò che c'è di fianco di solito sfigura. E poi abbiamo un sacco. Facciano un gioco nuovo, ci scrive un amico, che poi manda una foto mia, una foto di De André con scritto Radio Padania Suca, ma non è vero, non lo direbbe assolutamente. E poi una foto di Papa Francesco ma perché ci mandate questa? Manda anche dei vocali, li facciamo sentire. No, ma c'è anche un quadrittico di Alessandro Baricco e Salvini. Mi manca il PD, dice Baricco, che in effetti non viene più molto calcolato dal Partito Democratico, ma pare ci sia stato un innamoramento con il Premier Conte, che ha usato una frase di Baricco che viene saccheggiato, come si sa, come una città senza mura, viene saccheggiato senza ritegno, e il Premier Conte pare che reinventare l'Italia, la dichiarazione di Conte di ieri, sia stata in realtà ispirata dal colloquio con il noto scrittore torinese. Sentiamo questo vocale a nostro rischio e pericolo. Vabbè, cosa c'entra Terence Hill? Ma dai, questa certo che è anche colpa vostra, cioè
È anche colpa vostra che c'è il momento del filo diretto e anziché incominciare con strutturate analisi sul voto, su chi ha vinto, su chi ha perso, ecco, al posto di iniziare con le vostre strutturatissime analisi lasciate campo e io ovviamente cosa devo fare? Niente, perché poi si dice che censuriamo, invece no, non censuriamo alcunché. Intanto per i WhatsApp invece entrano più sul tema. Alberto che ci scrive: io credo che non sia stata né una vittoria né una sconfitta per la Lega di Salvini, è un pareggio, è così difficile da accettare, così dice Alberto. Insomma un pareggio, aritmeticamente in effetti è un 3-3, ecco, bisogna poi vederlo nel contesto. E poi è interessante anche quello che ci scrive Carla, che dice: il problema è che ci sono troppi che gridano vendetta al nostro capitano, che infatti andrà presto a processo. Sì, c'è anche questo altro tema. Insomma, siamo come in una fase dove queste elezioni regionali, sono d'accordo con entrambi, in queste elezioni regionali hanno in qualche modo cioè non segnano una battuta di arresto per cui adesso noi possiamo dire bene, questi hanno vinto, questi hanno perso, succede qualcosa. È come se queste elezioni regionali fossero entrate in un meccanismo di centrifuga che resta in moto con la stessa velocità di prima, che non ha cambiato dei sostanziali rapporti di forza se non nelle Marche, ma che ha scompaginato le carte in tante direzioni. Se partiamo ad esempio dal fronte governativo, possiamo dire che questo risultato ha salvato la ghirba a Zingaretti. Secondo quella che alcuni ritengono essere stata una tattica, e non è da escludersi, ossia prospettare al proprio elettorato la catastrofe e poi prendersi i meriti di averla evitata quella catastrofe, no? Perché far uscire su Repubblica, su giornali vicini al centro-sinistra, che la Toscana era a rischio vittoria della destra, era un modo per prospettare una catastrofe, fare emergere anche insomma dei nemici interni, uno su tutti pare essere Bonaccini per Zingaretti, e poi però con la vittoria della Toscana e insieme anche col risultato in Puglia riuscire a emergere come quello che ha arginato la catastrofe. Quindi Zingaretti in qualche modo, se non è il vincitore, è colui che ha salvato la ghirba, ecco, se vogliamo tenere questo filo conduttore. Nel Movimento 5 Stelle invece siamo in preda alla schizofrenia perché tutti abbiamo visto Luigi Di Maio, che non è il capo politico del 5 Stelle ma è il più evidente capo riconosciuto del 5 Stelle, esultare per la vittoria epocale del referendum, dicendo che è il grande successo del 5 Stelle, la dimostrazione che c'è una sintonia profonda tra il paese e le battaglie del Movimento 5 Stelle. Oggi però questa analisi è stata gelata non da Berlusconi, da Salvini, dalla Meloni o da Renzi, è stata gelata da Alessandro Di Battista, che commentando i risultati delle regionali del Movimento 5 Stelle dice: è stata la più grande sconfitta nella storia del Movimento 5 Stelle. Per questo il Movimento 5 Stelle sta vivendo una stagione schizofrenica, con chi rivendica una vittoria, chi parla di una estrema sconfitta, il capo politico ufficiale Vito Crimi che insomma se ha detto qualcosa non ce ne siamo accorti, il grande animatore di questa stagione politica, di questo movimento, Beppe Grillo, che a sua volta si è ritirato di fatto dalla scena mediatica quotidiana, e quindi questa forza, che però è determinante nella maggioranza, è quella che dalle elezioni di lunedì scorso sta vivendo, stando alle conseguenze, una importante fibrillazione. Andiamo invece nell'ambito centrodestra, dove le elezioni regionali sostanzialmente hanno certificato da una parte lo sfarinamento, ma ormai non è più una notizia, di Forza Italia che ha speso due, diciamo, dei suoi cavalli storici, Stefano Caldoro in Campania e Raffaele Fitto, anche se Raffaele Fitto da tempo si è emancipato da Forza Italia e, se vogliamo, era più in quota Fratelli d'Italia in Puglia, però per intenderci viene da quel mondo lì. Ecco, Forza Italia, lo sfarinamento ha raggiunto
un aspetto grottesco, perché non solo ha perso in Campania, cosa possibile, normale e nei giochi, ma ha perso con la prospettiva di un ritorno al passato, cioè con colui che era governatore quando Berlusconi era presidente, Stefano Caldoro, segno che c'è una proprio incapacità probabilmente di leggere lo scenario politico e di avere anche un personale politico che possa affrontare queste sfide. Facciamo un esempio di fantapolitica: nel caso della Campania, Forza Italia avrebbe potuto candidare, che ne so, Mara Carfagna per guardare al futuro, per intenderci. Faccio un esempio per dire, se avessero voluto una candidatura che faceva intendere una vitalità del partito, quella lo avrebbe fatto. Anche altre, ma viene in mente quella, per capirci. Forza Italia invece è in una fase di accartocciamento. Non ricordo più chi ha detto, un commentatore televisivo, credo con un'immagine molto efficace, dice che quando compare in schermo Antonio Tajani sembra in bianco e nero la sua immagine, sembra un politico della Prima Repubblica, sembra uno di quei fotomontaggi in cui si fa parlare una persona del presente con l'ologramma di Aldo Moro, per intenderci. E arriviamo invece alla Lega e a Fratelli d'Italia, che sono sempre di più i due protagonisti del centrodestra. La Lega, che con la vittoria in Veneto ha sostanzialmente creato un primato della politica, perché io a memoria non ricordo nessun governatore di nessuna regione arrivare oltre il 70% come è accaduto a Luca Zaia, e Fratelli d'Italia che con il suo candidato riesce a espugnare un fortino rosso che sono le Marche. Ora dentro il centrodestra il sistema mediatico sta creando questo tema della leadership, che è un tema che non è che non si pone perché siamo Radio Padania e dobbiamo far finta che non si pone. Non si pone perché non ci sono le elezioni. Se ci fossero le elezioni domani il tema si porrebbe, sarebbe tutto un altro dibattito, ci sarebbe, immagino, la Meloni che dice facciamo le primarie, Salvini che dice no, facciamo il tavolo del programma, quell'altro che direbbe un'altra roba. Se fossimo alla vigilia delle elezioni avrebbe senso parlare di leadership del centrodestra, ma trattandosi di forze di minoranza in Parlamento parlare di leadership ha veramente poco senso, e al momento peraltro insomma il partito più votato resta la Lega, quindi, ma è comunque un dettaglio in realtà. Ecco, quello che consiglio in questa analisi che mi sto permettendo di fare è non entrate dentro in quella morbosità lì, perché non c'è alla fine il traguardo, cioè non c'è. Sì, ma poi quello che vince cosa fa? Il capo dell'opposizione non è una leadership contendibile, è il governo che è contendibile. Abbiamo intanto una telefonata, pronto? Ciao Pinti, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, eccoti. Allora, io cerco soltanto di unire i puntini. Allora, noi adesso ci troviamo di fronte ad un centrodestra che ha visto quello che voleva fare Bossi negli anni 90, piano piano prosciugare Forza Italia, perlomeno la Forza Italia del Nord. E Forza Italia, come hai detto te, si è sfarinato. Il problema è di quello che sarà di Forza Italia. Tajani, un paio di giorni fa, intervistato su Rete 4, io non guardo la TV, ma stavo mangiando, l'ho dovuto per forza guardare, si stava già prostituendo televisivamente dicendo che il governo doveva parlare con Forza Italia, perché Forza Italia sarebbe stato disponibile a parlare con Conte per il bene del paese, MES, Recovery Fund, eccetera, eccetera. Come hai detto te, il problema non si pone per quanto concerne la leadership, perché per il momento non si vota. L'altro dato è la quasi cancellazione fuori dal Parlamento dei 5 Stelle. E cosa faranno i leader dei 5 Stelle? Perché è chiaro che se si andasse a votare non so quanti voti prenderebbero, visti quelli che hanno raggranellato tra domenica e lunedì. Di Maio ha la necessità, e la cricca dei 5 Stelle, almeno l'elite, ha la necessità di riciclarsi. Essendo spariti dal nord, perché in Veneto mi sembra che siano spariti, mi pare anche in Liguria, in Toscana forse ne hanno uno, a loro non resta altro che fare un nuovo partito, magari chiamandolo il Partito del Sud. Tutto questo per cosa? Per intercettare gli pseudo miliardi del Recovery Fund, col quale si potrebbe fare una pseudo TAV, che non sarà una TAV ma sarà una linea accelerata, da quello che ho sentito. Ci sono, tra virgolette, i famosi soldi del MES che a parole i 5 Stelle non vogliono, ma che serviranno per forse
raggranellare voti in ambito della sanità, eccetera. Quindi io vedo la possibilità che si formi un partito del Sud che possa salvare i vertici dei 5 Stelle recuperando i voti naturalmente della gente del Sud attraverso i bonus, attraverso il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza e altre cose che noi abbiamo visto. E questo potrebbe essere un problema perché andrebbe, e dopo chiudo, andrebbe a intercettare i voti dei delusi, degli arrabbiati e di quelli di Forza Italia che non sanno più cosa fare. Eventualmente sarebbe da commentare, secondo me, questa cosa, se ti interessa. Sì, secondo me è giunto un tassello, poi facendo anche, ciao, mettendoci un pezzo in più, perché poi insomma immaginare una specie di Lega Sud non è facile ed è però affascinante, perché certe contraddizioni comunque rimangono e con l'arrivo dei fondi al Recovery Fund in effetti ci sarà una grande fame di quei denari dall'Europa. E vi ricordo che fund è giusto, ce l'ha spiegato il nostro prof d'inglese che è tra i nostri ascoltatori. Avevo detto una volta found, come dicono molti giornalisti, e sono stato regarbuito secondo me. Redarguito. Non garbuito. A me piaceva garbuito. E invece è darbuito. Redarbuito. Chi è? È un re longobardo. Redarguito, con la G come Genova. Redarguito. Che comunque è un nome da re longobardi, possiamo dirlo. In quel tempo re Darguito camminava per la sua ecco, probabilmente lo era. Vedete, non ci facciamo mancare niente. E comunque si dice fund e dovremmo essere in tempo per mandare lo spazio Parlamento. Qui Parlamento. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Trenitalia pare non abbia compreso o faccia finta di non voler comprendere che la Calabria è parte integrante del nostro Paese e non la si può continuamente maltrattare con servizi inefficienti e anche esosi. Prova di questo ne è una disparità di trattamento oggettivo tra chi viaggia da quella regione e chi viaggia dalle altre regioni. Chi viene dalla Calabria deve pagare biglietti cari e amari per avere dei servizi che non sono proprio all'altezza. E allora, signor Presidente, va bene pagare di più se i servizi sono migliori rispetto agli anni precedenti, ma non va bene quando questo è il contrario. Vede, a tal proposito, come delegazione parlamentare calabrese, abbiamo ricevuto dalla Federalberghi Calabria una lettera nella quale si rimarca proprio un allungamento della tempistica di percorrenza per le Frecce Rosse nelle tratte che vanno da Reggio Calabria a Roma. Un allungamento di tempistica che evidentemente non collima e non ha nulla a che spartire con la logica dell'alta velocità. Signor Presidente, la Calabria ha bisogno di efficienza, ha bisogno di sicurezza, tutti elementi utili per accorciare le distanze con il nord, con il centro, che sono territori fondamentali per lo sviluppo economico e turistico della regione Calabria. E allora, oltre ad annunciare una mia interrogazione in merito, auspico che proprio dal Parlamento possa partire un appello ai vertici della società di Trenitalia che devono garantire un equo e normale trattamento per tutti i passeggeri che vengono da tutte le latitudini d'Italia. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
La musica del passato che ritorna a Spazio Pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17 per non dimenticare 50 anni di grande musica in 60 minuti. E questo in esclusiva sarà l'inno del Recovery Fund. Che l'avete riconosciuto? O avete avuto infanzie infelici? Se avete avuto infanzie infelici poi mi dispiace, Però così tanto da non averlo riconosciuto? Dai, non vi dico che cos'era perché era davvero facile. Chi è che che roba è questa qua? Dai ragazzi, cultura generale. Adesso va bene, io non saprò chi era il re dei Longobardi, re d'Arguito. Bello però, Vedi che poi voi sono arrivati subito, capite, i pignolini, ma Pinti... Intanto io, a differenza vostra, oggi ho imparato una cosa nuova. Torno a casa con re d'Arguito. Bello, Questo cavallo bianco. Tutti gli altri verbi che uso come popolani, straccioni, si faranno largo. Dico, chi passa? È re d'Arguito. E lui passa. Giusto che voi mi redarguite, in effetti, perché è redarguito, è questo che chiede. Però è tutta invidia. Intanto gli stessi che hanno lungamente redarguito il sottoscritto hanno immediatamente riconosciuto l'orso Balù, che sarà un po', insomma, più o meno, ti basta un po' che briciole lo stretto indispensabile, i tuoi malanni puoi dimenticar, sarà più o meno, per citare Laura Boldrini, l'avanguardia di uno stile di vita che tra poco sarà uno stile di vita per tutti noi, giusto così, per citare la Laurissima che ci manca, come Angelino Alfano, tanti altri eroi delle passate stagioni, che in effetti starebbero bene in questa storia. Purtroppo non hanno più la rilevanza di un tempo, ma non disperate, ci sono andate e ritorni violenti, come cantava Ligabue, non il pittore. Abbiamo una telefonata, mi pare di capire, che si è insinuata tra di noi, e quindi sentiamo chi è che si è insinuato tra di noi. Pronto? Sono l'insinuato. Eccolo l'insinuante. Ecco l'insinuato. No, dunque, tre cose veloci. Su redarguito? Volevo sapere... No, lascia perdere. Una cazzata. Dall'amico Marco di Mantova, cosa ne pensa del voto di Mantova, dove ha vinto il centro-sinistra? Punto. Questo mi piacerebbe saperlo da Marco di Mantova. Seconda cosa, la trasmissione precedente dove si parlava di dialetti. Sì. In Lombardia i dialetti sono diversissimi, perché per esempio tu che sei un valesotto o varesino grazie, dire, ecco. Un varesino, ecco, se di Sugniscià, che vuol dire? Com'è che hai detto, scusa? Sugniscià. Sono qui. Ecco, bravo. Il milanese su venire chi? Ma guarda, a Varese noi diciamo sun chi però, sì, no, ma vedi che c'è sono contaminazione, sì, no, sì. Ma c'è contaminazione in varesino Svizzera. Sì, anche, sì. Però tipo a Varese sun chi, se vai già fuori Varese è sun scià. Sono alla linea mercato.
su Naia al mercato lì. No, con sonorità che possono risultarvi esotiche, ma che in realtà hanno a che fare ad esempio con l'inglese, con il francese, con le lingue romanze. No, ma era solo questo, era solo per fare un commento sui dialetti. Hai fatto bene. La terza... Hai fatto bene. Sono diverse, perché scusa, io sono milanese oriundo, no, io sono milanese, di madre varesina e di nonni varesini oriundi francesi. E vedi, quindi tutto in Mitteleuropa e macchine utensili. Se vai a Bellinzona, dove c'è l'imbarcadero, vedi delle scritte che sono una cosa incredibile, che non capisci che cazzo scrivono questi qua, ma che cazzo di lingua scrivono? Quando mettono fuori il dollaro si scrive sconti, in svizzero si scrive azione. È così. Vero? È così. Beh, io frequento poco l'Elvezia urbana, ma posso fidarmi di te. Scrivono azione meno 20%. Cosa vuol dire azione meno 20%? Uno non capisce. Scrivono in italiano, sconti meno 20%. Vi saluto. Grazie Manzoni, grazie mille. È il momento? È il momento? È già il momento? Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega. Ormai lo sapete, prima che la Lega segua te. Per seguire la Lega sarebbe meglio essere tesserati alla Lega, e per tesserarvi alla Lega è facile, lo potete fare da casa vostra con un computer, una connessione internet, un po' di paprika a parte, forbici con la punta arrotondata, e soprattutto, però scherzi a parte, è uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro su questo conto di pagamento elettronico. Il tempo di andare sul sito legaonline.it. Con soli 10 euro, una connessione dall'Italia, potete tesserarvi anche voi alla Lega Salvini Premier e diventare parte integrante del movimento creato fondotto da Matteo Salvini. Tesseramento.legaonline.it. E sempre andando sul sito legaonline.it potete subito entrare in contatto con la Lega Salvini Premier e immediatamente anche voi sottoscrivere la petizione online che sta cercando di portare sempre più persone a solidarizzare con Matteo Salvini, che il 3 ottobre sarà imputato, pensate, per sequestro di persona dal Tribunale di Catania. Per andare a sottoscrivere anche voi questa petizione, che si chiama Processate anche me, dovete andare su legaonline.it e compilare il modulo. Il modulo serve per dare una certa sostanza a questo genere di petizioni, perché poi vi verrà mandata una mail di conferma e insomma, per dare un po' di credibilità a questo elenco di persone, non essendoci un valore legale ma un valore simbolico che cerchiamo di tutelare. 27.000 lo hanno già fatto, e quindi un numero che incomincia a crescere. L'ultima è stata Cristina L da Coseano, in provincia di Udine, alle 17:58 è stata l'ultima. Vediamo chi ci sarà dopo di lei, lo scopriremo solo frequentando il sito legaonline.it. Sempre su questo sito, per chi volesse il 3 ottobre andare fisicamente a Catania, c'è la possibilità, alla voce eventi, di cliccare su Processo Catania 3 ottobre e andare a vedere subito i voli più comodi dalle città principali d'Italia, e immagino le più vicine a voi. C'è anche la possibilità di fare una foto per sostenere Matteo Salvini con un cartello con scritto "Processate anche me", e tutte le indicazioni per andare a fare questa campagna social, questa campagna digitale. Vi ricordo anche la galleria dei video, dei manifesti, download dei materiali, e ancora abbiamo le specifiche sezioni dedicate alla flat tax, ai disegni di legge e alle proposte di iniziativa popolare. Ancora, sempre tra le sezioni più frequentate, ci sono gli appuntamenti radio-televisivi che ci dicono che questa sera Matteo Salvini sarà ospite a Porta alle 23:30, poi ci sarà Massimiliano Romeo invece domani mattina all'Area che tira alla 7, seguito alle 12 da Massimo Garavaglia. Domani sera invece
Alessandro Morelli a Diritto e Rovescio su Rete 4, mentre ancora domani mattina alle 8.35 Matteo Salvini a Radio 24 e domenica Matteo Salvini è già prenotato da Lucia Annunziata con mezz'ora in più e da Barbara D'Urso con Non è la D'Urso alle 21.30. Vi ricordo che Segui la Lega è la rubrica che è nata per darvi contezza e informazione delle manifestazioni Lega che si tengono sul territorio, manifestazioni che sono andate in sofferenza per via dell'emergenza Covid. Non disperiamo però di darvi contezza di quanto accade da parte nostra, non disperiamo altrettanto di saperne di più da parte vostra, visto che la Lega ha un folto stuolo di militanti e volontari che danno vita alle più disparate manifestazioni. Se volete farcele conoscere al 346 64 27756 potete farlo e noi saremo ben contenti di darne notizia e cognizione. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E niente, poi c'è chi ci manda una foto di Salvini con scritto processate solo Pinti e io cosa devo dire? E poi ci mandano altre cose, pandemia, panini, robe random, non ridere, ho detto fund, ma sapò, e poi saluti da chi ci dice si vede che non ascoltavi nulla, quindi vengo a sua volta redarguito. Guardate che redarguito è un re longobardo, molto pignolo. Se sbagliate il suo nome, caput, capito? Attenti a redarguito, cavallo bianco, corona, questo stuolo di verbi che stanno dietro, rimproverare, poi che altro c'è come redarguito? Rimproverare è il più proprio segretario di Stato, di solito è lui. Poi c'è biasimare, che è un po' più vecchio, lo usano meno, lì che zoppica di fianco, però comunque vestito bene, biasimare, cioè, poi c'è quello più rude, un uomo d'azione, cazziatone, che non è neanche un verbo cazziatone, se ne va in giro con questo cane, fare cazziatone, fare il cazziatone, il è un nanetto che salta, è terribile, se incontrate un cazziatone per strada state attenti, è molto meglio incontrare il redarguito che passa con questo cavallo sui ciottoli, questo borgo medievale che ognuno di noi ha dentro nella testa, con i verbi che usiamo, con le parole che si affacciano alla finestra. La parola finestra, come fa ad affacciarsi alla finestra? Questo dovremmo parlare, invece no. Vabbè, allora andiamo avanti a non parlare del paese irreale, andiamo avanti a parlare di cose concrete, andiamo avanti. Ho visto come andiamo bene a parlare di cose concrete, anziché parlare di quello che conta davvero, che è il paese irreale che c'è in ognuno di noi. No, dobbiamo parlare di quello reale. Che dobbiamo fare? Ma perché nessuno lo racconta poi questo paese irreale? E poi addirittura qui esigono che si mandino messaggi vocali, ma questo adesso non è che va bene RPL, però noi dobbiamo anche dare delle notizie. Vabbè, giusto perché sono 15 secondi, a mio rischio e pericolo, ma se è quello che penso tolgo. Alcuni giorni sono l'attimo fuggente, ma cos'è? Sono io stesso. Hanno le scatole girate e magari non hanno voglia di lavorare. Quindi il mondo fortunatamente non si piega e non si presta a certe semplificazioni. Grazie, perché questo può venire buono a tutti. Questo messaggio possiamo in effetti mandarlo random. Grazie di averlo registrato non so dove, non so quando. Non mi confondere, Manzoni. Allora, andiamo a vedere queste notizie o no? È passato redarguito? È passato il corteo di redarguito? Sì, possiamo respirare. Questi re che passano, ti metto sempre quest'ansia. Dopo bello vederli passare, però sempre io devo passare dalle notizie. Allora, partiamo dalla DN Cronos che dà i numeri del giorno: 1640 nuovi casi, 20 morti. Allora, sul numero dei casi ve lo dico tutti i giorni, guardiamo al numero dei ricoverati. Quella è la cosa che fa la differenza tra un sistema sanitario che sta gestendo uno dei tanti problemi che si gestisce quando hai un sistema sanitario, quindi da tutte purtroppo le tantissime malattie che ci sono, a cui se ne è aggiunta una che viene gestita con un'indagine epidemiologica. Oggi ha portato a 20 morti e
se dovessimo fare ogni giorno il bollettino di tutte le malattie che in Italia portano questo numero, se non superiore, di morti ogni giorno, ecco, credo che ci passerebbe anche la voglia di ridere di redarguito. Quindi purtroppo non per cinismo ma per sopravvivenza ci limitiamo in questo caso all'aritmetica e a cercare di vivere con serenità queste notizie senza allarmarci. Abbiamo il caso del Movimento 5 Stelle, addirittura ci sono venti di scissione tra Di Maio e Di Battista, mentre fuori dal confine nazionale abbiamo sui migranti il piano dell'Unione Europea che cerca di alleggerire il peso dei flussi migratori sui paesi di primo approdo. Finora abbiamo visto soltanto grandi promesse, vedremo se questa volta cambierà qualcosa, se si creerà davvero un meccanismo che abbia un qualche senso. Abbiamo poi sull'ANSA, salgono i contagi, più 1640, anche qui, e i 20 morti. E poi a Lecce un arbitro e la fidanzata uccisi, un sospettato in procura, mentre il Senato approva il decreto Covid confermando la fiducia ed è legge. E poi c'è tutto il caso dell'esame che sarebbe stato truccato dal centravanti della Juve Suarez, sempre sull'ANSA, mentre Di Maio dice il treno del Recovery Fund non ripassa, lavoriamo insieme tra maggioranza e opposizione. Il Corriere della Sera si occupa soprattutto della Spagna con 10.000 casi e 241 morti. Cosa sta accadendo in Spagna? È l'incidenza del virus che sarebbe molto più forte, insomma l'indagine epidemiologica è molto più diciamo allarmante in Spagna in questo momento. Ognuna di queste cose meriterebbe più attenzione rispetto al tempo che abbiamo ora. C'è anche un'analisi del voto, i partiti e il peso delle liste civiche, chi ha vinto e chi ha perso. E ancora andiamo su Repubblica, che dà contezza a sua volta delle tensioni in casa 5 Stelle e di quanto accade anche all'estero, perché sul fronte ad esempio di Israele e Italia un nuovo accordo militare con l'acquisto da parte di Tel Aviv degli elicotteri Augusta e da Roma l'acquisto di missili controcarro. È una collaborazione che si dice sempre più stretta tra Italia e Israele. Un po' come sempre si fa in questi casi, sono frasi di pragmatica, ma cercheremo di capirci di più. Il giornale.it dà contezza invece del massacro silenzioso dell'IMU, il blocco degli sfratti, paghi Conte. Abbiamo deciso di dar voce a chi viene schiacciato dal peso delle tasse, così il giornale, che su Inside Over dà contezza invece della crisi tra Cina e India in quello che è uno scacchiere dove poi conta moltissimo anche l'Iran. Ancora abbiamo sempre su il giornale le dichiarazioni di Toti che frena Salvini leader e dice non vedo un progetto. Andiamo al fattoquotidiano.it, l'esame farsa di Suarez in primissima pagina. E poi Regno Unito, mai così tanti casi da maggio, Germania, virologi, la pandemia ora inizia seriamente, un'app scaricata 18 milioni di volte in Germania. Queste sono le principali notizie insomma della giornata, mentre noi andiamo a chiudere quasi, ma salutiamo ad esempio chi da Malaga, il nostro Davis, ci dice guarda che qui a Malaga non gliene frega niente del Covid, qui si fa come se non ci fosse. Per questo vi dicevo che poi soprattutto sul Corriere, su Corriere.it bisogna stare un po' attenti, perché da febbraio lo abbiamo purtroppo dovuto raccontare non con compiacimento sinceramente, perché a me il Corriere.it è sempre stato un punto di riferimento. Da febbraio invece dobbiamo far notare che questo allarmismo, questa nuova diciamo direzione editoriale.it che sembra di Stephen King, con degli speciali anche assurdi, insomma quanto viaggia una bollicina infetta, ricordiamo soltanto questo articolo di Panico di poche settimane fa, ma se un bambino urla in classe fin dove arriva il suo sputacchio, che per carità in una rivista specializzata scientifica forse può anche aver senso, ma in una rivista generalista è evidentemente un generatore di panico, che è un generatore di click, che è un generatore di sponsor. Lo dico sapendo di marciare sulla serenità dei fatti e non di qualcuno che prova a trasformare la realtà a suo uso e consumo. Quindi grazie all'amico di Malaga che vedete ci aiuta a bilanciare quello che abbiamo appena letto.
C'è chi ci scrive, grazie, surreale, fantastico, grazie, e questa è la radio d'altronde più surreale. E poi un saluto a Claudio, che oggi continua a mandarmi immagini di pescini, e un bel saluto anche a te che oggi stai portando in giro il pesce. E poi abbiamo un altro messaggio vocale, ogni tanto io non lo so perché li mando, però non lo so, vabbè, io lo mando. Telefonata, pronto? Ma sono io, non puoi continuare a mandare. Quindi in questo momento siamo proprio Ma perché mi mandi? Ma perché mi mandi queste cose della Conad? Adesso le casse automatiche. Però sei carino, grazie. Vi piace parlare? È un po' inquietante quello che fai, Quella la cassa automatica devo dire che ha quella, non so, quella manualità con cui ci si balocca. Grazie, guarda, è troppo onore da parte di questo nostro ascoltatore amico, perché una volta che uno poi fa queste cose non puoi chiamarlo altrimenti. Grazie di questi bellissimi regali conclusivi. Grazie a Roberto Colombo che si è occupato della parte tecnica, grazie mille a tutti voi e a tutte voi. Se a Dio piace ci sentiamo domani a partire dalle 16:30 con un'altra puntata di Rebelot. Vi lascio il continuum del nostro palinsesto. Dal Marco Pinti, buona serata, a domani. Avete ascoltato Rebelot.